Oggi cerchiamo di unire due percorsi partecipati che stanno coinvolgendo i cittadini di Valdobbiadene, ma non solo. Il primo, che è partito un anno fa, riguarda la riqualificazione e rivisitazione del centro di Valdobbiadene. Un secondo, da poco iniziato, ma che continuerà anche nei prossimi mesi, anche il prossimo anno, riguarda la Villa dei Cedri. Questo binomio unico che dobbiamo recuperare tra quello che può essere un polo attrattivo turistico quale la Piazza Marconi e quello che può essere un polo culturale del paesaggio quale la nostra Villa dei Cedri. È chiaro che se non riconosciamo come nostri valori identitari queste due realtà, sarà difficile proporle, svilupparle per il turista, per chi viene da fuori. Ecco il motivo di questi percorsi partecipati. Sono sicuramente difficili, ma i risultati che si possono ottenere da questi sono sicuramente interessanti. Gli spunti sono già stati fino ad oggi molto utili, ma soprattutto possono essere duraturi, perché abbiamo estremo bisogno di recuperare le nostre identità. In questi 4 anni abbiamo concentrato ogni sforzo anche economico per interventi di sicurezza, prevalentemente sicurezza degli edifici scolastici. Siamo comunque riusciti a fare dei ulteriori investimenti in quello che è il nostro patrimonio culturale e della tradizione, quale è la Villa dei Cedri. È in corso e i lavori dovrebbero terminare verso la fine del 2018, un importante investimento da oltre 1.600.000 euro di recupero della pertinenza sud, che aveva subito un incendio, era abbandonata da un decennio almeno, un recupero di questo nostro patrimonio per realizzare un museo multimediale del paesaggio, o quello che potrebbe anche chiamarsi un laboratorio culturale del paesaggio. Molti altri investimenti sono necessari in questa nostra Villa dei Cedri. Abbiamo realizzato un master plan per avere un'idea complessiva di quello che potrebbe diventare la villa e di quello che dovrà essere l'impegno economico, anche al fine di andare a reperire in maniera efficace fondi di varia natura. L'investimento ammonta a 8.900.000 euro, di questi appunto 1,6 milioni li stiamo già realizzando, che sia un buon auspicio per continuare su questa strada. Investimenti li stiamo facendo anche in Piazza Marconi, al di là della messa in sicurezza del municipio, che è un cantiere che ammonta ad altrettanti, circa 1.600.000 euro. Ad oggi non abbiamo le risorse necessarie per riqualificare tutta la Piazza Marconi con un progetto di massima che ammonta a circa 2,5 milioni. Ecco che andremo a fare progressivamente piccoli ma significativi interventi. L'anno scorso abbiamo riqualificato via Sant'Antonio. Sta partendo la progettazione preliminare per la riqualificazione di un tratto di via Piva. Con gli interventi di modifica della viabilità realizzeremo anche un piccolo intervento lungo via Garibaldi.